minuto di silenzio perché cos'è? Se c'è un minuto di silenzio per quelli della Toscana. Perché c'è il minuto di raccoglimento? Per le vittime della Toscana. Ah, Per le vittime della Toscana. sì, sta facendo quello di raccogliere l'allenamento pure qua. C'eri uguali. Non ancora fanno i spogliatoi a giugno questa stagione. Ma che ragazzi come sistemi? Pure esorcisti. Come si chiama quello della diretta? Come si chiama? Cosa, la pagina? La pagina preferita. Cus Academy Calcio Live. Su YouTube. Sta per iniziare, la linea c'è un buco nella Ok, ci siamo. Buonasera a tutti e bentornati al campo sportivo Piano Stoppa di Misilmeri. Squadre che stanno effettuando i loro ingressi in campo. Oggi si affrontano Cus Palermo contro il Soccer Tirreno, match che va alla seconda giornata di allievi Under 16. Ecco qui le squadre che stanno per entrare in campo. L'arbitro dispone il pallone a centrocampo e siamo quasi pronti. Squadre che stanno effettuando il raccoglimento per un minuto di silenzio in merito alle vittime dell'alluvione in Toscana. Ci siamo, squadre pronte per schierarsi in campo.
Facciamo partire tutto. Grafiche e tabelline. Squadre ai saluti, restiamo a un passo dall'inizio della partita. Ripeto, seconda giornata di allievi under 16. Cus ha trovato una sconfitta per 3-1 in trasferta contro la Castelvetrano Salinunte, mentre Socer Tirreno è riuscito a trovare un punto, quindi un pareggio in casa alla partita precedente. Dall'altra parte ricordo che solo uno può stare in piedi. No, le foto sedute no, per favore, non cominciamo. Ci siamo quasi. Primo possesso che sarà tra i piedi dei giocatori del Cus. Si può giocare, ci va anche il minutaggio. Primo possesso Cus, ripeto. A terra sta palla dove? Prima rimessa laterale, seconda di gara, prima rimessa con le mani per i ragazzi del Cus. Va D'Antoni alla battuta. Va bene così. Va a lui, va bene così. D'Antoni, lungo, con le mani a cercare la punta, riesce ad allontanare il difensore del Tirreno. In avanti allontana Pitissi. Gestisce il possesso ora il Cus, però a giocare centralmente. Lancio in avanti a cercare il numero 10, Billeci, non riesce a controllare. Mettiamo un altro poco di zoom. Siamo. Ok, Billeci ancora. Rischia di perdere la palla, prende però D'Antoni, spalle alla porta. D'Antoni, c'è un giocatore del Cus a terra. Dolorante, si continua a giocare. Possesso Socer Tirreno, riesce ad allontanare il difensore del Cus. Palla riconsegnata a Di Maria. Falli giocare. Di Maria è invitato a lanciare lungo. Intanto Dolorante, il giocatore del Cus a terra. Arricò subito, primo minuto di gara. Dolorante dietro la gamba sinistra. Intanto appena possibile il giocatore va fuori e lo faccio rientrare Fabio, battigli della palla. Forse non ce la farà Rico a restare in campo. Aspettiamo aggiornamenti dalla panchina. Tanto si riscalda, anzi quasi pronto al cambio. Sì, non ce la fa Giovanni Arricò, sfortunato dopo nemmeno un minuto di gara, costretto al cambio. Quindi primo cambio di formazione da parte del Cus Palermo. Fuori Arricò, pronto a entrare Lucera. Ci siamo, cambio effettuato. Sfortunato qui la formazione del Cus. Nemmeno un minuto di gara e già Giovanni Arricò costretto ad andare ai box. Vai in mezzo, già lascialo perdere. Spingi in mezzo, già. Dopo stesso il Tirreno che ridarà la palla agli avversari. Ed ecco così. Di Maria riceve palla. Cerca di servire il numero 5 Sorrentino.
Sorrentino pensa, lancio lungo e scala la punta, la palla sembra buona, riesce a prenderla Leto. Leto ancora difende palla, viene allontanata, prova a gestire adesso Certireno, ci prova dalla parte sinistra del campo. Qui possesso ristabilito il rosso, ma ha perso un'altra volta, quindi la riprende il Socertireno che prova a difendere palla, un po' di confusione, sarà rimessa laterale per il Socertireno, la battuta, pronto ad andare il giocatore mai numero 4 Sciarca. Muoviamoci! Dai Davide! No, tu dov'è? Sciarca va lungo linea a cercare l'inserimento del compagno lateralmente, prova a mettere una palla dentro, chiude bene il difensore mai numero 14 Marramaldo, sarà calcio d'angolo per la Socertireno. Gira! Dove vuoi saltare? Prima occasione alla bandierina, primo calcio d'angolo è in favore dei giocatori in maglia celeste. Oh! Va a batterlo Girasia. Direci! Fai un passo indietro! Palla messa dentro verso l'interno dell'area, non riesce a prendere nessuna dei giocatori in maglia azzurra. Ora rimessa laterale, ancora Socertireno. Va a batterla in maglia numero 2 Giarrusso. Giarrusso vuole mettere una palla in aria, con la testa viene sprizzata in avanti, non riesce a prendere l'attaccante del Certireno, quindi può uscire con le mani Di Maria. Possesso che ritorna a rosso, palla al portiere. Di Maria per Sorrentino. Porta palla, Sorrentino può allargare dal compagno, infatti ecco cercato D'Antoni Nicolano, che è capitano della formazione del CUS. Qui palla persa, non la trova il entrato Lucera e prova a lanciare Socertireno. La perde, prova a ristabilire, la riprende a sua volta il centrocampista qui del CUS Palermo. Billesci prova a gestire palla, sale lungo linea ad Antoni, non viene premiata. Lancio lungo, rimessa laterale per il Socertireno. Pronto Giarrusso a rimettere questa palla in gioco con le mani. Vieni incontro, fa! Vieni incontro, vai bene! Giarrusso ancora, lungo linea, allontana il CUS, un'altra rimessa laterale per Certireno. Giarrusso va con le mani, non la trova il numero 11 del Certireno, altra rimessa laterale. Giarrusso Ventimiglia attacca l'area, prova a prenderla la Rocca, lotta con il difensore, palla contesa ora, cerca di stabilire il CUS, prova ad allontanarla tenendo la palla alta. Ora si abbassa la punta del CUS, Lucera, ecco che si viene a prendere palla, subisce fallo, calcio di punizione per il CUS Palermo. Vai dietro, vai dietro. Mettiamoci bene per muoverla. Rischio io. 4 per 5. Oh, sì, però. Gira, andiamo atrás. D'Antoni batte il calcio di punizione, ma sarà da ribattere. Vai con loro, lascialo aperto, così, va bene. Sempre. D'Antoni. La distanza però, no, fermo. La distanza ci deve dare, se fischi tu la distanza. Gioca! Si continua a giocare, D'Antoni per Sorrentino, cambia lato di gioco, cerca Todaro, si gioca sul lato destro del campo, Todaro sulla fascia, può innescare il compagno in lungolina, scivola bene in maglia numero 7 qui Filippone, resta laterale per il CUS, già battuta, a cercare all'interno del campo, prova il tiro qui Billesci, conclusione larga. Quindi dal fondo già battuto. Messina si appoggia al suo difensore, prova a giocare palla al piede qui lo Sporting, il Socertireno, la riprende Borel Cruz che attacca sulla fascia, messa dentro, una palla buona, rimorchio per Leto, non riesce a trovare la porta, non era particolarmente presa dai giocatori avversari, voleva andare dritto in porta, ha trovato una conclusione larga però, rinvia lungo Messina. Rilancia in avanti Filippone, palla persa da provare a ristabilire il CUS che va centralmente, ancora Finazzo, l'arbitro fischia forse un fallo di mano, calcio di punizione per il Socertireno. Prendila, c'è Domenico, cerca per giocare. Battuto lungo questo calcio di punizione, riesce a leggerla Marramaldo, tiene palla lateralmente, cerca Kacem,
Farà il velo per il suo compagno numero 8, Finazzo. Lancia lunga a cercare Leto. Leto porta palla, accompagna l'azione anche Kacem. Forse lascia scorrere, riesce a prenderla, tiene palla, messo giù. L'arbitro fischia calcio di punizione in favore del Cus Palermo. Riesce a conquistare questo calcio di punizione Kacem. Sarà una prima opportunità calcio piazzato per il Cus. In barriera, Fabio gira via, in barriera. A battere questo calcio di punizione si preparano. Vediamo chi si propone. Danto, chi lo fa lo scambio? Aspetta Billy, aspetta. Sembra Billeci il principale candidato alla battuta di questo calcio di punizione. Aspetta il fischio dell'arbitro. C'è anche Letto, fa la finta. Billeci prova il tiro in porta, colpisce però la barriera, però allontana Tirreno. Non riesce a prolungare l'attaccante in maglia blu. Palla contesa. Billeci prova a ristabilire il possesso, lancia a lungo. Altro tocco di mano. Forse un po' involontario. L'arbitro vede irregolarità e lascia giocare con un calcio di punizione. Tra le linee si propone maglia numero 20 Girasia. Prova a difendere palla, si appoggia bene al compagno. Guarda dentro, viene chiuso, si abbassa qui per togliere palla a Finazzo. Cerca il lancio, ma palla che resta ancora lì in mezzo un po' di traffico. Prova a uscire Tirreno che prova da fuori. Ribatte il difensore di maglia rossa. Ora il Cus per uscire palla al piede. Lucera si allunga un po' troppo la palla su questo controllo. Prova a passare Abate, viene fermato, ma il possesso ritorna a rosso. Finazzo lancia in avanti per Leto, dietro alla linea di difesa, secondo il direttore di gara che vede una posizione irregolare. Si riprenderà con una ripresa del gioco da parte del Tirreno. Cerchiamo di muovere Domenico, Filippone. La palla dobbiamo cercare. Andiamo testa alta così la muoviamo veloce. Batte lungo questo calcio di punizione del difensore del Tirreno. Allontana D'Antoni, la palla resta lì, la rincorre, poi rimessa laterale per il Tirreno. Andrà in maglia numero 11 Ventimiglia a battere questa rimessa laterale, anzi no, poi si disinteressa. Giarrusso, pronto alla rimessa con le mani. Giarrusso va dentro, sponda alla punta per il compagno, prova a girarsi, palla persa, ora deve togliere da lì il Cus. Preferisce allontanare, rimessa laterale. Un'altra volta Giarrusso chiamato a battere la rimessa con le mani. Palla dentro, prova a girarsi, a cercare la conclusione. Qui ci ha provato Geraci. Conclusione però leggermente larga dalla porta difesa da Di Maria. Si ricomincerà con un rinvio dal fondo per il Cus, battuto corto. Si cerca l'impostazione bassa dal play, non è riuscito a girarsi. Altra rimessa laterale per il Cus. D'Antoni alla battuta con le mani. Ricordo, saranno due tempi da 40 e non da 45. Siamo minuto numero 11:30 del primo tempo di gioco. Si resta ancora 0-0 tra Cus Palermo e Tirreno. Riceve Abate, poi finisce per perdere la palla. Contesta Lucera, la tocca, no, non la tocca Lucera per ultimo. Resta laterale per D'Antoni. Prende a battere con le mani capitano D'Antoni. Vuole andare lungolina a cercare Leto che si è abbassato, non la prende Lucera, sbaglia il controllo. Rimessa laterale per il Tirreno. Giarrusso dentro, vuole l'attaccante, la perde, trova Leto che prova a girarla, non trova Finazzo che era costretto a rincorrere. Gioca lateralmente Tirreno, palla persa, rimessa laterale per il Cus. Todoro mantiene palla il Cus, prova a condurre, altra palla persa, riconquistata da Tirreno che era prova ad avanzare, tiene palla, la perde sull'arrivo di Abate, palla però che torna un'altra volta Celeste, prova a difendere in mezzo al traffico l'attaccante del Tirreno, poi esce lateralmente, prova ad allargare, palla allontanata. Qui rischia però Di Maria
su questa palla Meglio Fra, dai, consegnata dal suo difensore. In 2 tempi riesce a prenderla con un leggero brivido. Lucera fa la sponda a un tocco. Poi c'è stato un fallo, non si è concretizzato il vantaggio sul contatto su Lucera. Sarà calcio di punizione per il Cus. Ma non funziona l'incrocio. Come? Non c'è la diretta. Non funziona l'incrocio. Non funziona o non la vede? Prova a controllare lei. Torniamo possesso su Tirreno, all'altezza della metà campo. Qui mette pressione a Bate per andarsela a prendere, ma ancora la gira bene la formazione di maglia celeste. Chiamato anche l'estremo difensore a possesso. Rinvia a lungo, forse un po' troppo frettoloso. Prova a prendere la Bate che si mette davanti la palla. Gira per Billeci. Prova a imbucare per Lucera. Si distende il portiere Messina. Su Tirreno. Giù! Muoviamoci! La riprende il Cus. Billeci con la testa indirizzata dalle parti di Lucera. La tocca di prima. Palla forse persa, sì. Riesce ad allontanare la Giarrusso. Non la prende attaccante del Tirreno. Da una parte all'altra, da un portiere all'altro. Qui Di Maria la gira dalle parti di Todoro. Può allargare, eccolo qui chiamato Todoro, non prima, scusate. Todoro riesce a passare, si allunga un po' troppo, ma la palla riesce ad arrivare all'attaccante. Attacca la porta tutto il Cus. Prova ad accentrarsi. Prova a inserire per Billeci, controlla la palla, gli scappa un poco, ma c'è Lucera a sostegno. Si accentra un'altra volta Billeci, messo giù, tutto regolare, si continua a giocare, un po' di confusione. Qui poi Billeci continua a gestire, allontana la difesa celeste, insegue qui il numero 11 del Tirreno, entra dentro l'area, viene fermato da un grande intervento da parte di Sorrentino che chiude lo spazio a Ventimiglia. Rimessa laterale per il Socer Tirreno. Riesce a chiudere Sorrentino, va dritto sulla palla, rimessa laterale celeste. Giarrusso cerca di servire il compagno che commette però fallo. D'Antoni batte lungo. Lucera si lascia scavalcare dal pallone, rimanda in avanti questa palla al difensore del Socer Tirreno. Un'altra volta Lucera prova a servire il taglio che stava per venire di Leto. So che ritorna però Celeste. Qui Abate va ad aggredire alto il portatore di palla. Ancora Abate che mette pressione. Riesce a riprenderla il Cus. Finazzo ci prova. Leto ha tentato il tiro. Conclusione alta però. Dai Franco, dai! È riuscito a riconquistare palla in una posizione alta del campo. Qui il Cus Palermo si affida a una forte pressione. Conduce all'errore dell'avversario e la riprende, cercando di rendersi pericoloso in questo tiro in porta. Si resta ancora 0-0 al minuto numero 16 tra Cus e Socer Tirreno. Ricordo partita che vale la seconda giornata di allievi under 16. Va rinvio lungo Messina. Lancia lunghissimo Messina, lo ottiene Marramaldo, ma subisce fallo su YouTube. Franco, largo, non andate troppo sotto qua per giocare. Anzi, non commette fallo Marramaldo. Possesso celeste. Lancia lungo per Ventimiglia. D'Antoni si lascia scavalcare. Ventimiglia poi cerca di mettere la palla in mezzo. La palla è buona. La domestica bene, non riesce a girarsi. Possesso del Cus che prova a salire palla al piede. Lancia un po' fuori misura. Può stabilire Sciarca. Messo giù. Si gira bene Finazzo. Attacca lateralmente il Cus. Sciarca ribatte. Si gioca ancora sulla fascia. Poi l'ultimo tocco è rosso. Sarà rimessa laterale per il Socer Tirreno. Geraci prova a passare, forse commettendo fallo. Intanto ammonito l'attaccante del Socer Tirreno. Geraci, primo giocatore inserito nella lista dei cattivi di questa partita. Dai, calma Peppe!
Dai Fabio. Quindi si ricomincia con questo calcio di punizione, si riprenderà dopo il fischio il direttore di gara, vista l'ammonizione ai danni di Geraci. Batte corto Quilcus a cercare Di Maria. Tu Fabio, accorcia. Sorrentino si abbassa Lucero a ricevere palla, poi si inserisce in mezzo al campo bene qui D'Antoni, va a fare centrocampista aggiunto, lancia bene per Lucera, si scontra, rischia di farsi male, rischiano di farsi male entrambi i ragazzi a terra. Si è aperto un poco, si è fatto male, infatti insanguinato il difensore del Soccertirreno. Duro contatto. La carta mi Dani, tranquillo, Dani. La carta mi Dani. La carta mi Oh, Dani, tranquillo. Pitissi a terra insieme a Lucera. Lucera ha preso una botta, ma Pitissi ha preso una botta nettamente maggiore. Si attende l'intervento dello staff medico in campo. Ci sei, Dani. Io sono in linea già. Dani ci sei, giusto? Ok. Piano stoppa. Tranquillo, Dani. In questi casi silenziamo la diretta e ci sentiamo non appena inizierà, riprenderà la partita.
Siamo quasi pronti per riprendere. Cambio effettuato. Intanto PTC si è accomodato fuori dal campo in attesa dell'intervento dello staff medico, come scritto in sovraimpressione. Riprenderà il tempo dal minuto numero 20. Al posto il numero 5 PTC entrerà in campo in maglia numero 21 Portella. È sospesa perché da ora riprenderà la partita. Eravamo il 21esimo. Dai, Sago, su raga, dai! Attaccati, dai! Si può riprendere, l'arbitro fischia, partita che riprende. Palla riconsegnata agli avversari. Un attimo che allora aggiustiamo, riattiamo al minuto numero 21. E qui si può fare, ok. Numero 21, ecco qui, ci siamo. Palla al portiere. Sicuramente questo brutto infortunio del difensore societario rappresenterà un fattore all'interno dei ragazzi in campo e ai suoi compagni di squadra. Auguriamo ovviamente il meglio al ragazzo e un buon rientro in campo. Marramaldo tiene palla. Marramaldo può cercare il lancio lungo per il compagno, prova a prenderla Kacem, non riesce. Ora lancio lungo ad allontanare questa palla, la prende D'Antoni, si abbassa in maglia numero 4 più abbatte per ricevere palla, la perde, la riprende sul Tirreno, la prende qui Geraci che prova a fare sportare con i avversari davanti. L'unico giocatore ammonito, ricordo, la Tirreno, la riesce a riprendere, ma commette fallo. Calcio di punizione per il Cus Palermo. Battuto lungo questo calcio di punizione, ma la tocca col petto, dice il direttore di gara. La gira lì in difesa Cetterino, poi lancia a lungo. D'Antoni si lascia scavalcare, Sorrentino prova a rimediare, riesce a mantenere il possesso. Ora ancora Sorrentino, si prende qualche metro, lancia in avanti a cercare Leto, riesce a difenderla, ancora Leto, fa sportelate con tutti, Leto non riesce a mantenere il possesso, poi la palla scappa dalle parti di Ventimiglia. Eccolo Ventimiglia, Leto si ripiega dalla difesa per andare a dare una mano, ripiega dall'attacco, scusa, per andare a dare una mano ai suoi compagni in difesa, riesce a recuperare possesso e quindi rimessa laterale per il Cus Palermo. Matti. D'Antoni, Billeci, passaggio imperfetto, lancia dentro, non c'è nessuno però il giocatore di celeste che attacca l'area, palla riconsegnata all'estremo difensore del Cus. Todaro porta palla in seguito all'avversario, ancora Todaro la perde, ma grande intervento da parte del numero 20 a Tirreno, ancora prova a stabilire, la perde, palla contesa, avanza la formazione di trasferta, ribatte bene Di Maria, poi riesce a commettere un'altra splendida parata in due tempi. Di Maria risponde agli avversari, quindi prima occasione da gol, anzi prime due occasioni da gol. Il minuto numero 24 di gara, si resta ancora 0-0 tra Tirreno e Cus Palermo. Allontana Todaro a cercare Kacem, la palla però l'arbitro dice che è uscita, l'ultimo tocco è rosso, rimessa laterale per il Tirreno. Va in avanti a cercare Ventimiglia, cambia lato di campo per ricevere palla, Ventimiglia serve il compagno, altra rimessa laterale ancora su Tirreno. Devono girare, fai lo scatto per prendere la palla, ma non andare dentro tipo un attaccante. Forse non troppo. Signori, che si è stabilito. Prova a oscillare il Cus, Leto si abbassa, fa la sponda per il compagno, palla ribattuta, ancora il rosso. Lì davanti si cerca Billeci, spara la porta, si appoggia dal suo difensore Marramaldo. Finazzo, allarga dalle parti di Todaro. Ancora Todaro, lungo, linea, prova ad andare anticentralmente a cercare Leto. Si lascia anticipare e Billeci la mette giù, ma si lascia aggredire da Ventimiglia. Gianrusso. Tiene palla Gianrusso. Va centralmente a cercare il compagno, diventa un passaggio per il giocatore in maglia numero 20 che prova la girata qui Girasia. Si spegne però larga dalla porta difesa da Di Maria.
Entra. Intanto ancora cambio. Di nuovo cambio. Per Cus Palermo è uscito Lucera, giocatore entrato in campo al primo minuto per un infortunio del compagno. Lucera non ce la fa a continuare la partita, poco stordito dopo la botta subita con lo scontro con Pitissi. Quindi secondo cambio effettuato dal Cus, 2 cambi per la formazione in maglia rossa, 1 per la squadra di trasferta. Sarà rimessa laterale per il Cus. Pronto Todaro alla battuta. Prova a prenderla Billesci, la perde. Palla riconsegnata a Ventimiglia che controlla l'interno del campo. Prova a lanciare sull'altro lato di campo. La riesce a mettere giù, salta l'avversario, mantiene il possesso, poi Billesci riesce a recuperare, la prende D'Antoni, allarga sulla fascia da Leto, fa la sponda per il compagno, insegue e abbatte, fa sportelate con l'avversario, il possesso rimane azzurro, imbuca bene per Ventimiglia, riesce a metterci il piede Sorrentino, sventa un'altra possibile occasione di attacco per Socertirreno, la manda in calcio d'angolo, ancora per la formazione in trasferta. Rimani fra! Direi sì! Rimani con loro qua, vedi? Davide! Rimani fuori! Direi! Palla messa in mezzo, salta! In aria il giocatore numero 8, forse allargando un po' troppo le braccia, ma lascia giocare l'arbitro. Ora Maraldo arriva a dare una mano. La mette giù, allontana, non trovando deviazioni, però. Possesso che ritorna a Rosso. Billesci lancia in avanti. Palla persa, la riprende Socertirreno, rimette una palla dentro. Poi non riescono ad allontanare, trova il gol il Socertirreno. Un poco di confusione in difesa, un po' di confusione di rigore. La palla si spegne però alle spalle di Di Maria. Apre le marcature del Socertirreno. Cus 0, Socertirreno 1. Ha segnato la formazione in trasferta in un piccolo pasticcio in difesa. Aggiorniamo il risultato. Gol numero 28 del primo tempo di gioco. Ci risiamo, possiamo riprendere. Cus 0, Socertirreno 1. Gol trovato da parte dei giocatori in trasferta in una piccola momento di spalmatezza alla difesa. Possesso blu. Ventimiglia la gira con la testa a cercare il compagno, può girarla bene. Eccolo qui Geraci, mette una palla buona per il compagno, ci arriva tu per tu col portiere, riesce a imporsi qui Di Maria, risponde pronto alla chiamata da parte del Socertirreno, ci mette le mani e mantiene il risultato di un solo gol di svantaggio. Ancora Geraci, rimane all'impiedi, non c'è niente per il direttore di gara, allontana il Cus. Insegue Leto, allontana la difesa celeste, palla però che torna a Rossa con Billesci. Billesci porta palla, allarga dalle parti di Leto. Ancora Leto, mantiene il possesso, va sportata con l'avversario. Billesci prova a uscirla, situazione sfortunata, la riprende il Socertirreno, poi un'altra mano servita da Mannino. Dietro Maraldo, ora Sorrentino. Todaro allarga sulla fascia al compagno, si cerca dentro Billesci, trova l'intervento del difensore, un altro Sorrentino, questa volta sale sulla tre quarti avversaria, Sorrentino prova il tiro largo. Gira buona! Oh, sta attento lì! Io devo far rispettare il regolamento. Il ragazzo ha paura che c'è quello con la testa aperta. Vuole parte di uno in piedi? C'è quello con la testa aperta. Sto parlando con lei. Io sono il padre, parla con me. Basta, Dario, per favore, dai. Cosa? Gabriele, la palla al portiere la prossima volta, non rischiamo i passaggi in mezzo. Attaccati, sorre. Battuto il rinvio dal fondo. Geraci la mette giù.
cerca il lancio per Ventimiglia, lo segue bene D'Antoni, ben posizionato che può allargare, può allontanare, scusate. Mannino, tiene palla ancora Mannino, si mette in posizione da tiro, riesce a recuperare bene qui il difensore del Tirreno. Ventimiglia non controlla, allontana D'Antoni, la palla è buona ancora per Leto. Leto avanza il cross, Finazzo resiste all'arrivo dell'avversario, poi lotta ancora per il possesso, alla meglio Gianrusso che prova a uscire palla al piede, ancora Gianrusso. Il difensore allontana, la palla sembra buona per Geraci, riesce, anzi no, va a vuoto Marramaldo. Sale sulla fascia Kacem, è velocissimo, entra in aria, poi scivola regolarmente il difensore del Socio Tirreno. Palla riconsegnata al portiere Messina. Messina la prende con le mani. Lungo rinvio da parte del portiere del Socio Tirreno. Allontana Sorrentino, rincorre D'Antoni, non riesce ad allontanarla più di tanto. La palla si spegne, rimessa laterale per il Socio Tirreno. D'Antoni dentro l'area vuole Geraci, spara alla porta, non riesce a tenere il possesso. Poi tocco sporco da parte del difensore numero 3 del Socio Tirreno. Onorato la manda via, rimessa laterale avversaria. Leto un tocco lanci davanti, Mannino insegue, allontana Sorrentino, la mette bene giù Mannino. Ancora Mannino, tiene il possesso Gaspare, Finazzo non riesce però a mantenerlo. La riprende il Socio Tirreno, allarga dalle parti il giocatore maglia numero 8. Grande passaggio da parte di La Rocca, palla messa per Geraci, si continua a giocare, poi si coordina per il tiro. Conclusione Murata, la può prendere Di Maria, la blocca senza mettere in difficoltà la difesa. Finazzo rischia poi di perdere palla, riesce ad allontanare, non la riceve Mannino. Un'altra volta Finazzo, qui forse braccia troppo larghe, sì, da parte di Todor, allunga le braccia, commette fallo, calcio di punizione per il Socio Tirreno. Con l'ambulanza ne portavamo a trovare calcio punizione messi in mezzo, la palla è buona, palla calciare sotto la difesa, si arriva per prendere, non riesce a concludere in rete. Palla allontanata, rimessa laterale per il Socio Tirreno ancora. Gianrusso batte la rimessa laterale, può allontanarla Sorrentino. Sorrentino allarga, cerca di servire Kacem sulla fascia, palla leggermente larga, non può ottenerla in campo. Partita un attimo di nuovo sospesa per l'arrivo e l'intervento dell'ambulanza. Oh, fate spazio, Victor. Polemico, sì. Levati, Victor. Vediamo di inquadrare, è arrivato l'intervento medico per provvedere ad assistere il ragazzo infortunato Pitissi. Dai Dani, grande! Dai Dani! Perché non è l'errore di Sorrentino? È la forma di giocare e mi prendi con la cosa. Guarda, siete tutti cagati perché quello si è aperto la testa. Sono cose che succedono. Se noi gli facciamo rispondere la partita ce la
Antonio, ne volete più fare un controllo? Forza Dani! Bravo! Dai! Vabbè. Devi dire un cazzo, giocando perfetto. Devi dire un cazzo. Devi stare zitto, Incoraggiate, dovete incoraggiare. La gambata è piuttosto. Non tanto per me, io parlo per lei, che l'ho dovuto già ammonire l'anno scorso per questo motivo. A Ciaculli, mi si ricorda? Ho dovuto ammonire l'anno scorso per questo. Non mi va di riammonirlo anche questo. Non mi va di riammonirlo per lo stesso motivo. È tuo. Che ricordi che c'è la signore, dai, giochiamo che sono fuori. Ci fermiamo ragazzi, c'è freddo, eh? Dai, Talbo! Oh! Allora il papà può salire. Di 20 minuti. Dai Dani! Aspetta. Ricominciamo quando esce l'ambulanza, quindi... Calcio. Ale, dobbiamo aspettare che finisce l'ambulanza e che esce tutte cose, devi scandare il voto, non lo so. Non lo so, ancora stanno diventando. Poi diventare libera. Mister, fai girare palla, se no andiamo in porta. Tiriamo palla, dai!
Ma quello voglio spendere Toglietevi, toglietevi! A fine dalla partita però no. Oh, forza! Vediamoci. A sedere! Dai raga, dai! Ok, ci risiamo. Si riprende, siamo sul cronometro, siamo oltre i tempi regolamentari. Qui prova intanto il tiro. Socerti in Tirreno. Dicevo, mancano 9 minuti alla fine del più tempo di gioco. Squadre ormai, cioè la partita ora prenderà sicuramente un'altra piega. Potremmo assistere a un'altra partita rispetto a prima. I giocatori in campo, i ragazzi in campo sicuramente saranno più che scossi di quanto avvenuto. Ma continuiamo e proseguiamo a seguire la partita. Cus in possesso, si cerca Mannino. Mannino tiene palla, prova a passare, compie il dribbling, poi non trova il passaggio. Marramaldo prova a difendere l'arrivo di Geraci. Ancora Marramaldo riesce a resistere e ora può allontanare, continua a condurre palla al piede. Viene a batte per ricevere. Allarga sull'altro lato di campo, la prende D'Antoni, insegue questa palla. D'Antoni ancora, prova a imbocare recentemente per Mannino. Allontana la formazione in trasferta. D'Antoni ancora, per Sorrentino. Sorrentino per Abate che controlla perfettamente, manda a vuoto l'avversario. Ancora Abate, può allargare sulla fascia. D'Antoni mette una palla dentro, non ci arriva Mannino, esce Messina. Esce Messina, la blocca e lancia a cercare Geraci. A un tocco mette in porta il compagno. Ancora Socertim in avanti. Prova a prenderla, Ventimiglia, non segue D'Antoni, messo giù, calcio di punizione in favore del Cus Palermo. Meglio. Vieni Fabio, vieni dietro, è il tuo questo, vieni qua. Fabio qua, questo è tuo, Fabio, vieni dietro Fabio. No, c'è dietro ancora il 2. Sorrentino a cercare Mannino, la spezza con la testa, prova a prenderla Billeci. Allontana il numero 21, giocatore non è entrato di questa partita. Marramaldo rischia di perderla. Todaro cerca di mettere pressione, palla messa dentro. La prende Di Maria, che ora va a rinvio corto. Billeci controlla e poi puntare alla porta. Ancora Billeci dalla mediana del Cus Palermo. Tiene palla Billeci, arriva D'Antoni a dare una mano. Eccolo cercato, va in avanti il capitano del Cus, trova una direzione avversaria, rimessa laterale rossa. D'Antoni, Leto fa passare questa palla, la può prendere Mannino. Abbatte con lo spazio, ancora Mannino, forse la allunga un po' troppo. Riesce ad allontanare la difesa del Socertirreno. Norato la manda via, rimessa laterale. D'Antoni prova a cercare Mannino che mette giù l'avversario, calcio di punizione per il Socertirreno. Anche se ci sei spiegato. Invio lungo da parte del portiere.
prova a toccarla a Ventimiglia per il compagno. Geraci non riesce a riprenderla, allontana Marramaldo. In avanti si cerca la propensione del compagno, riesce a entrare in aria, prova la conclusione in porta, ma si lascia rimontare da Todoro, che riesce a recuperare e regalare ancora il possesso ai suoi. Ora il Cus gira palla all'interno della propria tre quarti. La prende Billeci, attacca lo spazio Leto, sterza Billeci, continua a portare palla, può allargare il lato di gioco, riesce a trovare il compagno, poi attacca lo spazio, si va a sovrapporre Billeci, mantiene il Cus, non riesce poi a trovare un altro passaggio, un poco sbilancia da qui la squadra di maglia rossa. Marramaldo in avanti, un'altra volta Marramaldo. Marramaldo cerca Mannino, Mannino mantiene il possesso, poi la perde sull'intervento da parte del giocatore maglia numero 3 del Socertin Menorato. Fabio, davanti al 2 devi stare. Ma ora però, non per quando arriva la palla. Abate la spezionare, la palla è buona per Mannino, prova a mettere un cross in mezzo, si riesce a distendere Messina. Possesso ancora a Socer Tirreno. Va il rinvio lungo, Messina un'altra volta. D'Antoni prova a mettere pressione, riesce ad allontanare il possesso, la gira, Abate, allontana il numero 6 di maglia celeste. La Rocca per Giarrusso, si riesce a girare bene Ventimiglia, arriva Giarrusso a dare una mano, si sale sulla fascia, Billeci si impone davanti alla palla, mette il corpo ma si continua a giocare, tutto regolare per l'arbitro. Ancora Billeci, allarga da Leto sulla fascia destra del campo, lo insegue la Rocca, Leto va dentro, Abate controlla bene e ora può orientare sull'altro lato di campo, ed è così, palla un po' orizzontale, un po' pericolosa, ma riesce ad arrivare a destinazione. Kacem, messo giù Finazzo, calcio di punizione per il Cus. Anzi no, per il Socer Tirreno. L'arbitro assegna un fallo, un calcio di punizione. Il giocatore di maglia celeste. Allarga la Rocca per Giarrusso, l'ultimo tocco è rosso, rimessa la trave per il Socer Tirreno. La Rocca prova a lanciare per il compagno, non riesce, anticipata la difesa avversaria. Ora la prende Mannino in posizione regolare, prova a lanciare per Leto, insegue la palla Leto contro Norato, ancora Leto, sterza, Neto entra in area, prova il tiro, l'ha pareggiata il Cus, gran gol da parte di Leto, la mette sul primo palo, ha pareggiato il Cus 1, Socer Tirreno 1, per esultare sotto i suoi qui Leto e fa il gol del pareggio, quindi match che ritorna in stato di parità. Tutto da rifare per entrambe le squadre. Ha pareggiato con un gran colpo qui Leto. Signore, quanto manca alla fine del primo tempo? Adesso non recupero! Quindi aggiorniamo il tabellino. Cus 1, Socer Tirreno 1. Ha pareggiato Leto, un attimo ci risiamo. Chi si attacca dai due, raga? Ci siamo. Ancora il Cus in avanti, ora vuole trovare il gol del potenziale vantaggio, ma l'arbitro fischia, c'è un giocatore a terra da parte del Cus Palermo. Marramaldo a terra. Marramaldo viene invitato ad accompagnarsi fuori dal campo, lo segue il dirigente sportivo Vincenzo 40. Palla che sarà riconsegnata al Socer Tirreno. Messina la prende con le mani, va al lancio lungo, momentaneamente in inferiorità numerica il Cus. Geraci tiene palla, si impone, qui si mette davanti la palla Todoro e ritrova il possesso, rientra in campo Marramaldo, eccolo lì che la va a riprendere. Marramaldo per Todoro non riesce a servire il compagno, altro fallo commesso dal Cus, calcio di punizione per il Socer Tirreno. Si resta ancora 1-1. È riuscito a pareggiarla
A pochi minuti allo scadere del primo tempo, Leto. Fermiamo il tempo, tanto attualmente non serve. La seconda. Lo faremo ripartire al secondo tempo, sperando di poter giocare la partita in maniera tranquilla, senza interruzioni. Calcio si è battuto quasi al limite, con la testa si appoggia il compagno, non trova nessuno ai suoi, ma un tocco di mano, un fallo di mano da parte del difensore del CUS. Sarà calcio di punizione al limite per il Socer Tirreno. Questa è un'ottima mattonella per i battitori di questo calcio di punizione. Vediamo chi andrà a batterlo. Il principale candidato sembra Geraci, che si fa posizione sulla palla, ma anche La Rocca in posizione di battuta. Va Geraci a battere questo calcio di punizione. Geraci, palla che passa sotto la barriera, riesce a fare il gol del 2-1. Socer Tirreno si riporta in vantaggio dopo aver aperto le marcature, riesce a trovare il gol che vale il secondo gol di Geraci. 2-1 in favore del Socer Tirreno. Ha segnato Geraci allo scadere del primo tempo di gioco. Fischia alla fine del primo tempo di gioco. Squadre che vanno in spiotto, risultato di 2-1 a favore del Socer Tirreno. Io in silenzio un attimo, ci sentiamo appena inizierà il secondo tempo di gara.